Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera partiamo da una pessima notizia, non brutta, pessima notizia, che ha dato il sindacato di polizia, che voi sapete è un po' un figlio di un dio minore nel dibattito, no? Il sindacato spelacchiato, cioè il sindacato in generale nel mainstream di questo paese è coccolato, vezzeggiato, citato come autorità sacrale quando incita la rivolta sociale, per intenderci, o quando blocca il paese in modo reiterato per settimane di fila, quando è sindacato alla Landini, per capirci. Gli allarmi lanciati dal sindacato di polizia passano sempre in cavalleria o in una breve incronaca. Ecco, no, non devono passare in una breve incronaca e per questo vogliamo parlare di questa notizia. Cito dal sito del Giornale. Dal 1 gennaio al 30 novembre ci sono state 11.556 manifestazioni di rilievo nel paese, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Questo alla faccia di chi dice che in questo paese è in pericolo il diritto di manifestare, surrealismo puro. Ma e qui veniamo alla pessima notizia. In tutto, durante questi eventi, ci sono stati 260 agenti feriti, ossia un aumento del 195% rispetto all'analogo periodo del 2023. C'è un aumento quasi del 200% di agenti feriti in manifestazioni che evidentemente non erano solo manifestazioni, ma erano anche momenti di violenza e serbatoi di delinquenza. E ha fatto anche l'analisi il sindacato, perché Walter Mazzetti, che è segretario regionale del sindacato FSP della Polizia di Stato, ha commentato come segue: è l'effetto dell'assurdo giustificazionismo imperante che va di pari passo con la delegittimazione, quando non anche la criminalizzazione dei tutori della sicurezza. Certo, questo è. Questo è come dire un processo culturale pluridecennale che ha sempre consistito in una delegittimazione, scusate, se non criminalizzazione dell'uomo in divisa. Questa cosa esordisce almeno nel 1968, ovviamente, e l'aveva capita in diretta Pierpaolo Pasolini, quando tutto il mainstream di allora coccolava, vezzeggiava, lui diceva lecca il culo, quindi citiamo Pasolini, non voleva far turpiloquio, agli studenti figli di papà, e si schierava contro i poliziotti che Pasolini descriveva così nella sua grandissima poesia Il PC ai giovani in felice controtendenza: senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi, in una esclusione che non ha uguali, umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti. Questa era la fotografia geniale che Pasolini scattò in diretta contro tutti i dogmi dell'intelligenza e che oggi è solo peggiorata, perché quei figli di papà nel frattempo hanno costruito la cultura dominante, sono diventati l'elite di questo paese, e l'alfabeto antidivise è diventato spesso l'alfabeto dell'elite culturale di questo paese. Ma questo poi si riverbera in casi di cronaca, citiamo solo delle schegge recenti di cronaca. Adesso noi pensiamo onestamente che per esempio il poliziotto che ha sparato a Verona per difendersi dall'aggressione di un migrante, una persona straniera che voleva accoltellarlo, è indagato per eccesso di legittima difesa quando era in pericolo di vita. C'è il caso di Rami, per cui dei carabinieri sono indagati, si contestano dei reati anche gravi di falso eccetera, ma nella percezione sono già colpevoli, cioè non sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, hanno la divisa, sono reietti, sono già colpevoli. Ci sono state,
diciamo, auguste intellettuali di questo paese come Ginevra Bompiani, che ha detto in TV che la polizia droga i migranti su ordine del governo. Ora sembra così una buttata da bar, Ginevra Bompiani l'ha detta in diretta televisiva. Al di là di queste vette, come dire, di particolarmente surreali di odio antidivise, il clima è questo. Il poliziotto, l'uomo in divisa, oggi è ancora più reietto di quello che era allora e che Pasolini raccontò in diretta. E per rendercene conto, basta focalizzare questo: l'isteria che c'è nel dibattito sul DDL sicurezza, che è spacciato come un sintomo chiaro del fascismo che è tornato in Italia, no? Il DDL sicurezza è invocato da questo stesso sindacato che ha dato questo dato agghiacciante, cioè più 200% di agenti feriti, dicendo che speriamo possa passare al più presto perché non devono esistere zone franche. Questo ci dice chi ogni giorno in strada tutela anche la nostra sicurezza, anche la nostra libertà. Non a caso nel DDL sicurezza ci sono cose normali, da Stato di diritto normale, come per esempio l'inasprimento delle pene per i danni durante le manifestazioni, appunto, l'estensione del DASPO urbano a questi gentiluomini che mettono a soqquadro le città e magari aggrediscono i poliziotti, e viene anche ampliato diciamo, l'applicazione dell'arresto in flagranza differita prevista per il reato di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio. Anche questa è un'ovvietà da Stato civile. Difendiamo chi ci difende, non vogliamo più vedere dati agghiaccianti come il più 200% in più di agenti feriti. Grazie a tutti, a domattina.